buono terme rispetto al buono vacanza fatto precedentemente, che aveva tutto un marchingegno che non poteva funzionare, però in questo caso è bastato un piccolo incentivo per far sì che il settore, tutti sembrava che pensassero alle terme, e in effetti le terme erano piene, comprese le nostre terme, erano piene. Dopo uno ne prende 200, magari ha delle potenzialità, ne spenderà 500. Ecco, allora vuol dire che delle piccole attenzioni promozionali ad hoc potrebbero far sì che questo settore riporti. Io quando vado all'estero e giro il mondo, tutti amano l'Italia e vorrebbero farsi una vacanza in Italia. Allora, secondo me, e questo è da tenere presente, però se tu non hai il valorizzatore di questo, chiaramente noi tutti dobbiamo arrangiarci come possiamo.